Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora AfD si difende e non fa bene, fa benissimo al di là e prima di quello che si pensi di AfD. La notizia di oggi infatti è che il partito di destra o di estrema destra, come pare sia obbligatorio dire per essere ammessi nella buona società del dibattito, ha presentato, anzi ufficialmente, scusate, al Tribunale amministrativo di Colonia un ricorso contro l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, che in Germania è un'articolazione del controspionaggio interno, cioè non è un club di dotti che discettano sugli articoli della Costituzione, è un apparato dei servizi segreti, il quale nei giorni scorsi aveva classificato il partito di AfD come appartenente all'estrema destra. Attenzione che non è una disputa politologica, perché collocarlo così, peraltro questa collocazione richiederebbe una definizione di estremismo condivisa, diciamo, che vada al di là di tutto ciò che turba lo spirito della grande coalizione, ma comunque identificandolo così, questo ufficio dei servizi è arrivato alla conclusione, virgolette, che la concezione prevalente del partito è incompatibile con l'ordinamento fondamentale di una libera democrazia. Non a caso, riecheggiando quasi letteralmente l'articolo 21 della Costituzione tedesca, che definisce incostituzionali i partiti che cercano di indebolire o abolire l'ordine fondamentale democratico, con sullo sfondo quindi addirittura la messa al bando, lo scioglimento forzato di AfD, sicuramente già nei fatti il monitoraggio, non l'asso, cioè il monitoraggio da parte dei servizi di un legittimo partito che partecipa al legittimo dibattito politico e che ha un legittimo consenso, secondo i sondaggi. Peraltro oggi da secondo partito, come è stato le ultime politiche, sarebbe il primo partito in Germania. Ebbene, per effetto di questo dispositivo i suoi membri potranno essere sottoposti a controlli stringenti, intercettazioni stringenti, possono essere allestiti dei dossier proprio spionistici su AfD, perché sarebbe collocata nella estrema destra. Il partito oggi ha fatto ricorso definendo questa cosa, come dire, facendo cronaca, perché effettivamente non può che definirsi tale, una strumentalizzazione politica. Questo, ripeto, va ben al di là di quello che AfD rappresenta e del gradimento che può incontrare presso ciascuno l'agenda di AfD. Ma cosa vuol dire essere estremisti, mettere in pericolo la democrazia? Cioè essere neonazisti fondamentalmente, perché poi non lo dicono perché c'è il tabù sulla parola e sanno che sarebbe troppo, ma quello è. Ma per esempio reputare che uno Stato nazionale debba tornare a presidiare i propri confini, che debba fermare il traffico dell'immigrazione clandestina, o ritenere che uno Stato nazionale ha una cultura, una storia, sì, anche una tradizione di riferimento, e che non è opportuno edulcorare questa cultura magari con culture di segno opposto, che esse sì possono essere liberticide. È di estrema destra pensare che non sia, che il futuro della Germania e dell'Europa non stia nell'islamizzazione totale, forzata delle coscienze e delle anche proprio aree urbane delle nazioni europee. Tutto questo è neonazista, o viceversa si vuole appiccicare l'etichetta per eliminare dal dibattito questa agenda? Perché attenzione, se AfD o qualunque partito, a maggior ragione in Germania, proponesse qualche azione vagamente accomunabile alla tragedia del totalitarismo novecentesco, in questo caso nella sua versione nazista, che so, l'identificazione degli ebrei in quanto ebrei, il rastrellamento, o il partito unico che coincide con lo Stato, l'ideologia razziale che diventa ideologia di Stato. Se AfD proponesse solo, non facesse, che già saremmo nell'ambito della tragedia, ma proponesse azioni paranaziste, ovviamente la sua persecuzione sarebbe giustificata. AfD non ha mai fatto questo. AfD ha un'agenda conservatrice, ultraconservatrice spesso, ha una storia con anche un passato ambiguo, sì. Oggi un partito neonazista? No, nessuno onesto intellettualmente può pensarlo.
Tra l'altro la sua leader è una omosessuale dichiarata, che convive con una persona di origini cingalesi, con la quale ha adottato dei bambini, quindi come dire una lieve smentita esistenziale di qualunque rimando nazista. Tra l'altro, se proprio vogliamo, l'opposizione ferma di AfD, che questa cosa chi vi parla la condivide al 101%, l'opposizione ferma di AfD all'islamizzazione delle società europee è fattualmente la miglior garanzia, il miglior sostegno che oggi nel 2025 un partito politico può dare agli ebrei che vivono in Europa. Quindi mi sembra duro definire un partito nazista, tant'è che la stessa leader in una famosa conversazione con Elon Musk su X ascrisse Hitler alla storia del comunismo, disse lei con una forzatura terminologica evidente, ma cosa voleva dire? Voleva dire che il nazismo fa parte della storia del socialismo nazionale, che è una diramazione della teoria e della pratica socialiste, e un partito ultraconservatore come AfD non c'entra niente, tant'è che per esempio è un partito pro mercato. Allora tutto questo per dire che non può oggi essere reato in Europa essere di destra, anche di estrema destra secondo le categorie del mainstream, si può essere anche di estrema destra, non si può praticare azioni e invitare a praticare azioni naziste, ma non è il caso di AfD, quindi la battaglia di AfD coinvolge qualunque spirito libero europeo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto